Manca un minuto al via della prima corsa dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna, c'è stato qualche problemino con la chiamata in pista dei partecipanti, il cronometro è stato allungato di un paio di minuti per dare la possibilità a Achillea Jet di fare l'ultima mezza farsa partenza. Adesso si va a raggrupparsi dietro le ali dell'autostart, i cavalli sono tutti in zona partenza, girano nel raccordo dei nastri, prova sul doppio chilometro per femmine di 4 anni, favorita Aria Nuova OP con Antonio Di Nardo, la lieva di Klaus Hollmann, una cavalla che sembra adatta alla distanza lunga. L'avversaria senza dubbio Azzurra Tab con Gianni Targhetta, veloce in partenza, lei non esattamente una cavalla adattissima al doppio chilometro, ma di rimessa probabilmente. Potrebbe provare a giocarsi le sue chance con il suo speed finale. Achillea Jet, la terza forza in campo con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, cresciuta questa 4 anni da Pine Chip, che in questa categoria può giocarsi una chance, così come sulla carta potrebbe giocarsela la fallosa Guiane de Litton, allieva di Francesco Alessandrini, ancora non espressasi sui suoi livelli, sui quali però crede molto il team. Si va in partenza l'1 Achillea Jet, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 2 Azzurra Tab, Gianni Targhetta, 3 Alicante, Giorgio Cassani, 4 Aria Nuova OP, Antonio Di Nardo, 5 Guiane de Litton, Antonio Greppi, 6 America di Risaia, Edoardo Baldi, 7 Azzurra Gad, Emanuele Migliori, 8 Aria Petral, Manlio, Capanna. Allenamento completato, tende a ritrarsi dall'ala Guiane de Litton, parte piano anche Aria Nuova OP. Si parte con la velocità da parte di Azzurra Tab, che come prevendibile prende il comando mentre sbaglia numero Alicante. 3 Alicante All'esterno squalificato. c'è America di Risaia che si installa in seconda posizione alla corda avanti ad Achillea Jet. All'esterno c'è Aria Nuova OP a precedere Guiane de Litton, i primi 200 metri della testa passati in 15. Azzurra Tab leader nei confronti di America di Risaia, poi Achillea Jet, risale all'esterno Aria Nuova OP, lungo la corda c'è sempre invece Azzurra Gad a precedere Guiane de Litton, quindi ancora Aria Petral. Primi 400 passati in 31,1 dalla leader Azzurra Tab, che ora riprende in mano, cerca di ovviamente rallentare il ritmo il più possibile, mentre sembra volersi spostare dai birilli America di Risaia dalla seconda posizione alla corda. Achillea Jet che resta lì, per il momento non serra sotto rispetto alla battistrada Aria Nuova OP, che ora ha una schiena. Azzurra Tab che resta così al comando nei confronti di America di Risaia, che ha spostato all'esterno, lungo la corda filtra Achillea Jet, Aria Nuova OP in pariglia nei confronti di Azzurra Gad, poi Guiane de Litton, Aria Petral, 1-3,5 per i primi 800 metri di corsa, assai tranquilli. Sbaglia intanto Achillea Jet, che era seconda alla corda. Numero 1 Achillea Azzurra Tab Jet sempre leader al passaggio davanti alle squalificato. tribune nei confronti di America di Risaia. Poi Aria Nuova OP, Azzurra Gad che si butta di dentro e guadagna un paio di posizioni. Il paletto davanti alle tribune in 15,6, ne viene fuori una frazione in 31,3. Si viaggia sul piede dell'1,19, risparmia irrisparmiabile Azzurra Tab, che continua ad andare piano, sa che la distanza lunga potrebbe essere leggermente indicesta alla figlia di Naglo, Gianni Targhetta, e allora continua ad andare piano, quindi c'è mezzo la curva di destra, Azzurra Tab leader, prova ad attaccare ora con più decisione America di Risaia, Aria Nuova OP sempre in pariglia, di dentro c'è Azzurra Gad, prova a mettersi in moto anche Guiane de Litton, quando siamo al completamento del miglio, passato con un paletto in 32, insiste, passa America di Risaia nei confronti di Azzurra Tab, all'esterno prova a intervenire Aria Nuova OP, poi Guiane de Litton, America di Risaia in vantaggio nei confronti di Aria Nuova OP, l'ultima curva passata in 15, America di Risaia leader nei confronti di Aria Nuova OP, che prova ad andare all'attacco della battistrada, Aria Nuova che attacca America e passa, Aria Nuova OP che nel finale passa e vince nei confronti di America di Risaia, che è insidiata sul palo e forse anche battuta da Guiane de Litton, che è finita forte al largo. 17,5 il ragguaglio cronometrico, una misura intorno al 2,34. Il successo per Aria Nuova OP, Antonio Di Nardo, Klaus Hollmann, i colori del signor Giovanni Caruso. Il successo della 4 anni da Ghiaccio del Nord, che segue in pariglia una generosa America di Risaia, che ha provato
a girare di fuori ad Azzurra Tab, è passata a 350 dal palo ma non ha potuto parare il finish da parte di Aria Nuova OP. È stata riavvicinata sul palo anche da Guillaume Deliton, le due sono finite perfettamente in linea con il successo che è andato ad Aria Nuova OP. Andiamo a rivedere l'ultimo replay per il secondo posto, molto stretta. Lasciamo il verdetto al giudice d'arrivo tra Guillaume Deliton e America di Risaia.